Sotto l'albero di Natale del basket sardo c'è il derby tra Virtus e San Salvatore. Amici di Directa Sport, benvenuti al Pala Restivo, dove Virtus e Techfind sono pronti a darsi battaglia in una sfida che si preannuncia infuocata per tanti motivi, a cominciare dalla classifica. Infatti, con la vittoria di sabato scorso a spese dell'High School Basket Lab, le virtussine hanno accorciato in classifica, portandosi a soli 2 punti di distanza proprio rispetto al San Salvatore, che di punti invece ne ha 8. E poi ci sono ovviamente anche tante storie incrociate anche di vita. Il ritorno di Antonello Restivo nel Palasport, intitolato al papà Lussu, contro la squadra di cui è stata capitano per tanti anni, per non parlare poi di Federica Brunetti, che è stata gran protagonista lo scorso anno con il San Salvatore, la Corte che invece lo scorso anno ha ottenuto la promozione in Serie 2 proprio con la Virtus Cagliari. Poi ha fatto ritorno in giallo-nero, e poi non ultimo insomma il fatto che fu proprio questo derby a sancire 2 anni fa il ritorno della Virtus in Serie B dopo oltre un decennio di Serie A2. Non mancano insomma gli ingredienti per un derby esplosivo che verrà arbitrato da Emilù Mura di Cagliari e Silvia Zanetti di Este. Virtus che è 11ª in classifica, lo abbiamo detto, con 6 punti, un bilancio di 3 vittorie e 7 sconfitte. E Virtus che ha vinto l'altro derby stagionale, sorprendendo il CUS alla prima giornata saduchessa. San Salvatore che invece è nono con un bilancio di 4 vittorie e 6 sconfitte. San Salvatore battuto 2 settimane fa in casa proprio in un altro derby, sempre contro il CUS Cagliari, con il risultato di 39-50. Arriva dalla sconfitta onorevole di Campobasso la squadra di Antonello Restivo, una partita tenuta in equilibrio sostanzialmente per 20 minuti di fronte alla squadra in assoluto, e direi in maniera abbastanza indiscutibile più forte del campionato, anche se non ha assolutamente fatto il vuoto fin qui. Siamo pronti intanto per l'inizio della partita, diretta come già ricordato da Mura di Cagliari e Zanetti di Este. Uno sguardo ai quintetti. La Virtus, padrona di casa, parte con il capitano Pellegrini Bettoli assieme a Zolfanelli, quindi Brunetti, Georgieva e Podda. Il San Salvatore risponde con Pertile, Mataloni, Pandori, Tibè e poi Gagliano. Primo possesso offensivo per le giallonere, palleggio, arresto e tiro dalla media per Giovanna Pertile, che questo pomeriggio cerca di migliorare le sue percentuali offensive non particolarmente entusiasmanti nell'ultimo mese. Georgieva in penetrazione, andando a sinistra con una rapidità veramente incredibile. Difficile per Pertile contenerla sul primo passo, ma questa può essere una delle tante chiavi di questa partita. Tibè intanto fa lo stesso partendo da molto lontano contro Brunetti, la sorprende, va dentro, non trova il canestro. Ci sarà comunque la possibilità per la Techfind di attaccare ancora con la rimessa dal fondo. Se ne sono andati via neanche 40 secondi di questo derby già intenso. Pertile scivola malamente, attenzione, speriamo che non si sia fatta male. Georgieva va a recapitare il secondo canestro della partita. Gli arbitri interrompono il gioco. Probabilmente in quel punto il parquet è scivoloso, si è rischiato veramente tantissimo. Fortunatamente nessun problema per Giovanna Pertile, ma nel corso degli anni sui campi di pallacanestro purtroppo di questi incidenti con conseguenze anche molto gravi ne abbiamo visti a bizzeffe. Fortunata Pertile, fortunato il San Salvatore, che ha pagato dazio soltanto col canestro in contropiede solitario di Iva Georgieva. Gli arbitri giustamente vanno a verificare che le condizioni del parquet siano idonee per il prosieguo della partita. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per la formazione giallonera, eseguita dalla classe 2003 Martina Pandori, verso il playmaker Margherita Mataloni. Ovviamente, come avete già avuto modo di osservare, nemmeno in questa partita Restivo schiera in quintetto Arioli, ancora in piena fase di recupero dopo la frattura del radio accusato ormai un mese e mezzo fa. Qui ricezione in post basso, movimento di potenza, va a segno Delia Gagliano, anche lei in doppia di media, come Brunetti, che va a realizzare dall'altra parte, totalmente persa qui dalla difesa del San Salvatore. Non sarà contento lo staff tecnico della Techfind. Mataloni, il pick and roll con Tibè, tutto fatto benissimo, palla dentro, il roll è eseguito da Manuale e allora il San Salvatore risponde 6-4, 2 punti di vantaggio in favore di chi attacca. Zolfanelli
Brunetti porta il pallone sul lato sinistro d'attacco della Virtus, ancora Georgieva ad attaccare forte il ferro contro Pertile. C'è un problema difensivo lì per la Techfind. Pertile deve senz'altro abbassare le gambe e cercare in qualche modo di contenere l'esplosività di Georgieva. Missione tutt'altro che semplice. Georgieva, ricordiamo, la 10ª miglior marcatrice del campionato con 14,6 punti a partita. Il ferro lo attacca, però dall'altra parte anche il San Salvatore nella circostanza qui con Mataloni che trova il fallo della difesa. Il primo di squadra per la Virtus, 8 minuti 3 secondi per concludere il primo quarto. Fallo in azione di tiro e dunque ci sono liberi per la playmaker della Techfind San Salvatore. 7 punti di media con 3 rimbalzi e mezzo, anche 2 assist a partita, fin qui tira i liberi con il 50%. Il primo va dentro. Margherita Mataloni, giocatrice classe 95, anconetana, arrivata col campionato appena iniziato per il San Salvatore, qui fa 2 su 2 e riporta sul -2 la sua squadra. 8-6, 8 minuti sono quelli che mancano al termine del primo quarto, mentre Zolfanelli lavora sul blocco di Brunetti, va in angolo da Georgieva, sempre nell'accoppiamento con Pertile che presta maggiore attenzione. In questo caso c'è il cambio difensivo accettato da Tibè, il tiro da fuori, rimbalzo a una mano dopo l'errore per Tibè e poi la transizione affondata da Mataloni che mette in ritmo Pandori con la tripla dentro. Martina Pandori che si sta specializzando con questo genere di conclusioni. Una per lei è andata a segno in questo modo anche nella partita di Campobasso. Allora il San Salvatore ha il suo primo vantaggio nella partita sul 9-8. Brunetti dentro, un pallone per il taglio di Pellegrini Bettoli. Georgieva fuori da Podda, step back, il tiro da 2 punti, solo ferro. Il rimbalzo portato giù da Pandori che corre quasi a testa bassa, poi si arresta, è il momento di ragionare. C'è il crossover di Mataloni, lo scivolamento difensivo di Zolfanelli è regolare in questo caso. Il fallo invece lo spende Tibè per fermare la transizione di Brunetti. Gioco interrotto a 7 minuti e 1 secondo dal termine del primo quarto e già abbiamo avuto qualche indicazione a proposito di questo derby che, come ampiamente nelle attese, sarà molto intenso dal punto di vista agonistico e dei ritmi di gioco. Pellegrini Bettoli per Pod e quindi ancora circolazione perimetrale a beneficio di Georgieva. Il blocco per smarcare Brunetti che però non può ricevere, pallone che torna in punta. Podda sta per scadere il cronometro dei 24, la Virtus ancora non è riuscita a costruire granché. Podda tiene il pallone fermo, Georgieva, emergenza per la Virtus, prova a risolvere Georgieva con la tripla disperata. Brunetti con un gran rimbalzo offensivo, il secondo le vale 2 tiri liberi. Applausi a scena aperta per Federica Brunetti che si propone come dominatrice del pitturato in questo derby. Brunetti che l'abbiamo sentita, insomma abbiamo sentito al microfono dopo la partita contro l'High School Basket Lab, è stata molto importante nell'economia della vittoria della sua squadra. Anche lei in doppia di media come Delia Gagliano, 14 punti, 10-8 rimbalzi di media, quinta miglior rimbalzista del campionato. Brunetti contro sorpassa sul 10-9. Punto a punto ancora le due squadre, situazione di equilibrio qui al Pala Restivo, mentre c'è l'adeguamento difensivo della Virtus con subito degli sprazzi di difesa a zona. Vediamo un po'. Ora chiama la difesa 1, Ferrazzoli probabilmente si riaccoppierà a uomo la Virtus. Vediamo un po' sulla rimessa dal fondo di Mataloni, subito dentro per Gagliano, chiamato a giocare l'1 contro 1 con Podda. Il raddoppio di Brunetti, allora c'è spazio per attaccare, ci prova Tibè, sbaglia, è arrivato un fischio della signora Zanetti. Vediamo un po'. C'è un fallo della difesa e anche il primo cambio della partita, fuori già da Podda che ha speso per l'appunto il suo primo fallo. Dentro Jeannette Ghilavogui che aveva saltato invece la partita di sabato scorso contro l'High School Basket Lab a causa di un problema muscolare. Gagliano in mezzo angolo, poi torna da Mataloni, il end off per Pertile, prova ad attaccare Georgieva ma non ha la stessa esplosività nelle gambe. Mataloni gioca il pick and roll centrale con Tibè, prova ad appoggiare al vetro, sbaglia Tibè, a rimbalzo con energia risponde la Techfind, nuovo sorpasso
in testa al punteggio, 11-10 ora in angolo. Georgieva senza ritmo, le concede il tiro da 3 Pertile. Questa è sembrata una chiara scelta da parte della ala veneziana. Galliano qui a mettere ordine, il palleggio aperto con la mano sinistra. Pertile vuole prendere posizione vicino a canestro contro Zolfanelli, anche questa è un'opzione interessante. Il passaggio dentro è illuminante per Galliano, che però sbaglia un canestro all'apparenza facile. Siamo quasi alla metà del primo quarto, attacca Georgieva, l'hesitation, Pertile qui la contiene meglio senz'altro rispetto alle ultime due circostanze, ma c'è ancora un extra possesso concesso alla Virtus. Zolfanelli manda al bar Pandori, c'è un fischio, attenzione, una spinta di Tibè ai danni di Ghilavogui, e così una spinta a rimbalzo da parte della lunga della Techfind, che viene immediatamente richiamata in panchina. C'è spazio per Julita Bungaitè, già 2 falli, anzi 3 addirittura per Angelica Tibè, ed è l'ennesima volta in questa stagione in cui Tibè accusa dei problemi di falli già all'interno non solo del primo tempo ma addirittura del primo quarto. Qui butta via la rimessa la Virtus, che non riesce a trovare una soluzione quasi allo scadere dei 5 secondi. 11-10 sempre in favore di chi difende. Mataloni per Pertile, in punta si avvicina Galliano per il blocco. Il tiro di Galliano lungo sul ferro, il rimbalzo lo porta giù il capitano della Surgical, ovvero Laura Pellegrini Bettoli. Zolfanelli dentro, la finta, perde la maniglia, pallone vagante recuperato da Pertile. Mataloni, vediamo se sceglie di affondare ancora in transizione o attende le compagne. Finta, poi Pertile mette il pallone per terra, Georgieva usa troppo le mani, il fischio qui arbitrale pare corretto. È già pronto un altro cambio, questo è un momento a suo modo storico, infatti per la prima volta dopo un'eternità Anna Lusso affronta il San Salvatore da avversaria. Circa 10 anni da capitano in giallonero, tante soddisfazioni, la promozione in Serie A2, tanti ricordi che questo pomeriggio dovranno essere messi gioco forza da parte. La tripla di Pertile nel frattempo sul ferro, ancora Ghilavogui con il rimbalzo difensivo, quindi Pellegrini Bettoli. 4:20 da giocare nel primo quarto, ancora il palleggio vivo per Pellegrini Bettoli, contenuta bene da Pandori, la partenza di Lussu con palla persa qui per la Virtus, giocatrice da derby se ce n'è una. Lussu ce l'attendiamo carica e probabilmente decisiva in questa partita. 4:11 da giocare, il punteggio che non si muove da un bel po', sempre 11-10 in favore delle padrone di casa. Ferrazzoli abbastanza silente fino a questo momento, evidentemente soddisfatta fin qui di quanto fatto vedere dalla sua squadra. Parte con una zona fronte pari la Virtus in questo primo quarto. Subito zona dunque per le bianco-blu, zona che poi cambia faccia col passare dei secondi. Mataloni fuori per Pertile, il tiro dal gomito difficile, deve alzare la parabola, sbaglia. Rimbalzo lungo per Pellegrini Bettoli, alza la testa, arriva ora Ghilavogui che va subito a occupare il post basso. Verso sinistra invece Pellegrini Bettoli, il tiro cadendo all'indietro, quasi sbagliato il tocco di Bungaitè a rimbalzo. Il San Salvatore non ha il controllo dei tabelloni nemmeno nella sua metà campo difensiva. In penetrazione Lussu, sfortunata qui, poi va a rincorrere Mataloni. Pandori per il San Salvatore, ribalta il lato, Galliano spalle a canestro contro Ghilavogui, non l'attacca, preferisce tornare fuori e affidare la sfera nelle mani di Mataloni, in mezzo alle gambe, va a sinistra, raccoglie il palleggio, Mataloni dentro a servire Galliano, qui con l'uso di una sponda. Imbestialito Restivo, ce l'ha qui con Julita Bungaitè. Intanto cambio, va a riposare Brunetti dentro Maria Giuseppone, che ha esordito con 9 punti e 5 rimbalzi nella partita di sabato, anzi chiedo scusa, 9 punti e 4 rimbalzi contro l'High School Basket Lab, dando subito dei buoni segnali in termini di energia. Intanto segnaliamo ancora il fatto che si scivola sul lato destro d'attacco della Techfind, qui si rischia davvero di farsi male. Gagliano sbaglia, poi Bungaitè col semigancio vincente, il San Salvatore allunga sul +3, 13-10. Vediamo un po', partita momentaneamente interrotta giustamente per permettere agli addetti di asciugare il parquet. Tra l'altro frequenti le scivolate proprio in quella zona del campo, anche un po' più a ridosso della panchina del San Salvatore. Questo è il massimo vantaggio intanto per la squadra giallonera sul 10-13 con il canestro di Bungaitè, ma
insomma la partita è intensa, si gioca punto a punto. Altro cambio per Ferrazzoli con l'ingresso o meglio il ritorno di Martina Zolfanelli. Ferrazzoli che ci ha abituati a tanti cambi ravvicinati per mantenere alta l'intensità della sua squadra, al netto delle assenze di Favento, insomma soprattutto giocatrice portata qui alla Virtus per essere decisiva. La rotazione resta lunga grazie a tante giovani del vivaio inserite in prima squadra. Qui ha trovato il canestro Jeannette Ghilavogui, che aveva preso bene posizione profonda Pandori, dentro da Pertile, ancora l'arma del post per Pertile, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con il tiro libero. Delia Gagliano, che sta trovando tanta maturità in questa stagione, lo abbiamo già detto, ripristina il vantaggio di 3 punti. La Techfind che avrà, come detto, anche il libero supplementare. C'è il primo time out della partita, lo chiama Iris Ferrazzoli a 2 minuti e 19 secondi dal termine del primo quarto. Ferrazzoli ha provato a catechizzare la sua squadra durante il time out. Il libero supplementare realizzato, o meglio convertito da Gagliano, permette al San Salvatore di trovare il nuovo massimo vantaggio nella partita sul +4. Allora 16-12, Ghilavogui subisce il fallo della stessa Gagliano, fa valere la sua fisicità l'ex Savona Jeannette Ghilavogui, nativa di Teramo. Lunghi trascorsi, come detto, a Savona dalla Serie C fino alla Serie A2. 3 punti e mezzo di media partita in 16 minuti di impiego per lei, 50% i liberi, il primo è andato dentro, sbagliato invece il secondo. Il San Salvatore ancora rischia qualcosa a rimbalzo difensivo, deve crescere lì la formazione giallonera. Sta per arrivare anche il momento del capitano Arioli. Qui la partenza di Bungaite lungo la linea di fondo contro Ghilavogui era interessante, il pallone sporcato, rimessa per la Techfind. 1,59, ecco qui il cambio. Arioli autorizzato il cambio, infatti esce Pandori, primo ingresso in partita. Altro tema interessante sarà valutare proprio l'impatto di Arioli, ancora con una vistosa fasciatura al polso sinistro. Qui va a prendersi subito un pallone che scotta in angolo. Mataloni, linea di fondo, tiro in reverse, fa tutto benissimo tranne il tiro. Margherita Mataloni, lusso in regia per la Virtus. C'è Georgieva, Ghilavogui chiede il pallone in post. Ghilavogui fa circolare ancora il pallone a beneficio di Zolfanelli. Il blocco per Giuseppone, liberata l'area però anche per la penetrazione di Zolfanelli. Anche lei va fino in fondo, trova il canestro del -1 sul 15-16. Ferrazzoli chiede di cambiare su tutti i blocchi dalla panchina. Vediamo un po' come si sviluppa questa azione offensiva della Techfind. Arioli non si avvede dell'arrivo di Georgieva da dietro, allora c'è il contropiede, prova a spendere il fallo, Arioli non ci riesce. Georgieva si protegge con il ferro ma sbaglia ugualmente. Il ritorno di Pertile, ancora possesso per le bianco-blu. Ghilavogui, qui vediamo un po', c'è il fallo della difesa. Bungaite, secondo gli arbitri, non aveva posizione difensiva corretta e allora c'è il quinto fallo di squadra. 2 tiri liberi per Ghilavogui che torna a strettissimo. Un giro di posta in lunetta, mini break di 3 punti per la Virtus Cagliari dopo il massimo vantaggio a San Salvatore su 16-12. Ghilavogui entrata in campo con buona energia, ha voglia di mettersi in mostra anche dopo il recente infortunio, vuole essere subito utile alla causa. Primo libero sbagliato in questo caso per lei, 1 su 2 in precedenza per Ghilavogui. Ha avuto grande impatto nel derby dalla prima giornata, dentro il secondo tiene fede alle sue percentuali in questa stagione che parlano appunto di un 50%. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto ed è ancora la Tecfa in San Salvatore che attacca con Delia Gagliano, batte qui agevolmente Ghilavogui, appoggia al vetro. Gran primo quarto per Delia Gagliano, +2 San Salvatore, 18-16, 37 secondi. Georgieva subito per la posizione profonda di Ghilavogui che qui ha commesso 3 secondi offensivi. Ferrazzoli è tutt'altro che d'accordo con questa chiamata, giudicata un po' troppo
severa e fiscale da parte degli arbitri. Sta per arrivare anche Denise Pinna, sempre zona per la Virtus, atteggiamento ormai costante dopo i primi accoppiamenti a uomo nella partita. Bungaite può mettere questo tiro ma lo manda a lungo. Ghilavogui, 17 secondi, c'è tutto lo spazio per un attacco ragionato da parte della Virtus. L'ultimo possesso nel primo quarto, cruciale anche per l'economia psicologica della partita. 5 secondi, Ghilavogui va da Lussu, cerca lo spazio in penetrazione, va dentro Lussu, morbida qui la difesa, non riesce nella correzione. Dopo l'errore Lussu che si dispera. Finisce un primo quarto davvero teso e intenso. Davanti ci sono le ospiti, la Techfind San Salvatore, sul punteggio di 18-16. Si torna in campo per l'inizio del secondo quarto. Subito un dato statistico con la Virtus che ha chiuso il primo quarto con un break di 6-0 per riportarsi di 4-0, un piccolo break per riportarsi sul -2. Intanto Pertile sbaglia qui col tentativo di appoggiare al tabellone. C'è in campo Pinna per la Techfind come preannunciato in precedenza. Arioli dentro, capisce tutto in anticipo. Brunetti che è tornata sul parquet, il contropiede della Virtus. Brunetti qui si accontenta un po', sbaglia Pertile sul rimbalzo, la sbracciata per evitare l'intervento di Giuseppone. Dicevamo statistiche: 6 su 17 dal campo per la Virtus, 35% nel primo quarto, con 6 punti di Georgieva che è la miglior marcatrice fin qui. Ha messo un po' in difficoltà con le sue penetrazioni, come più volte sottolineato Giovanna Pertile. Dall'altra parte per il San Salvatore ci sono già i 7 di Delia Gagliano con un rimbalzo, 7 su 19, 36% al tiro complessivo per la Techfind, dunque percentuali pressoché identiche per le due squadre. Trova anche l'8° punto intanto Georgieva in penetrazione e pareggia i conti a quota 18 per la sua squadra. Il dato a rimbalzo vede in netto vantaggio la Virtus, 15-9 sul San Salvatore. Questa probabilmente è stata la chiave assoluta del primo quarto da 3 con buon ritmo Pinna, ma la sua tripla è da dimenticare. Allora Lussu non affonda del tutto, poi accelera all'improvviso contro Arioli ed ecco che arriva anche il primo canestro contro la sua ex squadra, appoggiando al vetro, regala il vantaggio col +2 e il parziale complessivo che non viene interrotto qui da Gagliano. Continua l'emorragia, parziale che diventa ora di 8-0 a cavallo tra primo e secondo quarto. Dentro il pallone per Giuseppone, mette i piedi a posto, sbaglia, chiede anche un fallo che non arriva. Arioli per Pinna, sul suo lato c'è Pertile, prende ancora un tiro, ancora un ferro. Giuseppone stavolta forte a rimbalzo, Restivo giustamente incoraggia Pertile che continua a tirare nonostante il momento complicato. Arioli in missione difensiva su Lussu, non può nulla, segna con il fallo e andrà in lunetta anche lei con il tiro libero supplementare. Anna Lussu, parziale di 10-0 a cavallo tra primo e secondo quarto. Proteste abbastanza veementi di Arioli dopo questo fallo commesso. Sosteneva non solo di aver scivolato in maniera regolare, ma anche l'utilizzo del braccio uncino da parte di Lussu per liberarsi della sua marcatura. Ad ogni modo c'è il time out in campo, stavolta a chiamarlo è stato Antonello Restivo. Anna Lussu in lunetta per la Virtus Cagliari, 7 punti di media in questa stagione, converte il libero. Allora il parziale diventa di 11-0 in favore della Virtus, che ora costruisce il suo massimo vantaggio sul +5, 23-18, vantaggio costruito anche sull'onda di questa difesa a zona che ha un po' annebbiato la vista alla Techfind. Ancora difficoltà sulla circolazione offensiva, a rischio anche infrazione di passi. Qui Pertile, il tiro di Bungaite, errore. Pinna va forte a rimbalzo ma non riesce a far suo il pallone. C'è Zolfanelli, sta per tornare Mataloni per ridare un po' di fosforo alla formazione giallonera. Brunetti, Zolfanelli prova a buttarsi dentro, linea di fondo, riapre per Lussu, guarda il canestro, mette il pallone per terra contro Arioli, arriva Brunetti, il tiro in precario equilibrio, forse anche sporcato da Pertile, prova a salvarlo Georgieva, non c'erano deviazioni, la rimessa dal fondo è per il San Salvatore. Ecco qui il cambio, vediamo un po', fuori subito Pinna, anzi esce Arioli
che non è ancora riuscita a entrare in partita, ma sta già facendo miracoli, così lo sa bene tutto il San Salvatore. Fuori Zolfanelli, dentro Pellegrini Bettoli invece per la Virtus. 6:50 per la chiusura del secondo quarto qui al Pala Restivo, con Pinna che lavora dal palleggio. Il pallone poi raccolto da Mataloni, il palleggio aperto con la mano sinistra fuori per Bungaite. L'uscita in ritardo di Brunetti non la mette, comunque la lituana insegue il pallone, lo raggiunge Brunetti. Qui Pinna con la deviazione quanto mai preziosa. Bungaite e poi Mataloni a congelare il possesso della Techfind, consegnato per Pertile. Ancora Giovanna Pertile, l'uscita di Georgieva. Gagliano vuole vicino a sé Mataloni, la finta di consegnato, poi va dentro, perde la maniglia anche Gagliano. Altro contropiede, l'ennesimo per la Virtus. Va a nozze in queste situazioni la squadra di Ferrazzoli, con Georgieva che è giocatrice da contropiede, ma talvolta la sua energia rischia di tramutarsi in frenesia, così è stato nell'ultimo caso, e allora il San Salvatore dopo un'eternità riesce a interrompere l'emorragia. -3, 23-20. Brunetti, il tiro qui è smarcato sostanzialmente per Federica Brunetti. È arrivato anche un fischio, ma non sembrava a segnalare un fallo, soltanto un'interruzione del gioco per permettere a Brunetti di rialzarsi. Poca reattività qui in zona difensiva. Fuori Georgieva, dentro Nicole Boneva, anche lei ha fatto bene contro l'High School Basket Lab. 5:48 per la pausa di metà partita. 25-20 il vantaggio della Virtus Cagliari qui al Pala Restivo. Si tratta della 14ª giornata del campionato di Serie A2 femminile anticipata, tornata di campionato che poi si completerà il prossimo 28 dicembre con le sfide mancanti. Ha chiamato lo schema Pinna, ha ricevuto il consegnato da Mataloni, si sposta sul lato sinistro. Georgieva all'interno del pitturato, non riceve ancora, si va invece da Bungaite, collassa verso il centro, la difesa della Virtus. Mataloni da 3, tripla importante questa per il San Salvatore. -2, 25-23, stappa il canestro da fuori una Techfind con 1 su 3 al termine del primo quarto. Questa è l'unica tripla fin qui del secondo. Risponde Lusso al fuoco nemico, ci prova quantomeno, va molto lunga però la lotta a rimbalzo che premia Pertile. La rimessa di Giovanna Pertile per Margherita Mataloni. Il palleggio di Mataloni, quindi Denise Pinna in punta da Julita Bungaite. Quindi Denise Pinna cerca di servire in qualche modo Pertile in post basso, ma non c'è l'angolo per il passaggio. Gioco a 2, Mataloni fuori da Gagliano, visuale completamente aperta per una tripla qui molto lunga. Pellegrini Bettoli, transizione, l'ennesima di una partita dai ritmi vertiginosi. Brunetti guarda il canestro, mette il pallone per terra, lascia andare un tiro difficile, sbagliato. Mataloni ancora contropiede, Mataloni lascia lì per Pertile contro 2 avversari in una gabbia, deve uscirne, non ci riesce perché sbuca quasi da sotto il parquet. Lussu a recuperare un altro pallone. 4-10, Lussu punta Gagliano nell'1 contro 1, poi preferisce appoggiarsi verso Brunetti. C'è il movimento di Pellegrini Bettoli, seguito male qui da Pinna. Ghilavogui, la finta a bocca qui colpevolmente Bungaite, poi il tagliafuori a rimbalzo su Brunetti è tardivo, ennesimo extra possesso. Pellegrini Bettoli sbaglia, Ghilavogui si porta il pallone oltre la linea di fondo campo e allora può interrompere questa fase di apnea la Techfind. Fuori Gagliano, stanca dopo il grande dispendio di questa prima metà di partita. In campo c'è Francesca Mura. Denise Pinna, Mura reduce dalla rottura del crociato lo scorso anno, sta pian piano cercando di tornare sui minutaggi dello scorso anno. Un altro tiro affrettato qui per la Techfind, probabilmente sta per terminare questa apparizione in partita di Pinna, abbastanza scontento, direi anche giustamente Restivo per questo tiro. Sarà Michela Laccorte, un'altra delle tante ex di questa partita, breve in campo qui. Pertile presa in gran ritardo, combina il guaio anche Pellegrini Bettoli perché va a spendere un fallo ormai a quel punto sicuramente evitabile.
Ed ecco i cambi, fuori Chilavogui, dentro Giuseppone, fuori Pinna, dentro Laccorte, incoraggiata comunque Pinna. Classe 2001 e dunque ha tanto da migliorare, ma già in grado di offrire un buonissimo contributo. Pertile in lunetta col tiro libero supplementare, ha risposto dunque il San Salvatore che era stato sotto di 5, ora con un contro break di 5 punti riprende la parità a 25. Pertile ha anche l'opportunità di sorpassare, vediamo un po', Pertile segna il libero, contro break di 6-0 del San Salvatore per il vantaggio sul 25-26. Possesso ora Virtus con Lussu, Georgieva dentro ma capisce tutto Mura, si lancia in contropiede Mura, attende saggiamente l'arrivo delle compagne, c'è Pertile a occupare ancora una posizione profonda, Laccorte oltre il pitturato, bellissimo crossover di Mataloni, canestro con fallo ancora Margherita Mataloni. Qui una giocata offensiva davvero notevole da parte della play anconetana, che ha sbilanciato totalmente la sua avversaria. Fuori Lussu, intanto dentro Zolfanelli, dicevamo sbilanciata l'avversaria e poi commesso anche il fallo sulla penetrazione. Il parziale della Techfind lievita ancora, diventa qui di 9-0 per il 25-29. Pertile che esce in angolo su Boneva, il tiro di Brunetti contestato, ma se ne fa beffe Brunetti, va semplicemente più in alto, la mano è morbida anche con la pressione difensiva. -2 Virtus, 27-29, una partita da montagne russe con continui cambi di inerzia. Da 3 Mura può prendere questo tiro, lo sbaglia, Georgieva sul rimbalzo lungo a tutta velocità, Mataloni rischia anche il fallo, non segna Georgieva, si arrabbia Georgieva che qua probabilmente non aveva neanche tutti i torti. Fallo tecnico ai danni della giocatrice bulgara. Da 3 stagioni alla Virtus Cagliari, terzo fallo per lei, questo è un problema non da poco per Ferrazzoli, deve tornare subito Anna Lussu. Può avvantaggiarsi di questa situazione la Techfind, che manda in lunetta la giocatrice probabilmente più calda del momento, ovvero Mataloni, per restituire un possesso pieno di vantaggio alla sua squadra. Ci riesce Mataloni, siamo sul 30-27, 2 minuti 12 secondi al termine del primo tempo qui al Palarestivo. C'è anche il possesso aggiuntivo ovviamente per la Techfind, con Laccorte che ha eseguito la rimessa per Mataloni, parte con la zona fronte pari, sempre la Virtus, spazio per Mura, poi Bungaitè dall'angolo, va molto lunga il San Salvatore, che deve stare attento anche a scegliere i tiri, perché in caso di tiri affrettati di scarsa qualità ovviamente la Virtus ha vantaggio a rimbalzo ed è pronta a partire in contropiede. Lussu con anche la Techfind che ora sceglie l'atteggiamento difensivo a zona, il tiro di Boneva che si arrampica sul ferro e poi entra per la risposta della Virtus. Ora -1, 30-29, un derby bello ed equilibrato fin qui. Mataloni parte in situazioni di pick and roll con Bungaitè da 3, Laccorte concesso, qui l'uscita è tardiva, lo sa bene la Virtus che non si può uscire. Molli sul tiro da 3 di Michela Laccorte, che ringrazia e porta sul +4 la sua squadra. 33-29, Giuseppone a spallate per sfondare il muro difensivo di Pertile, sbaglia 2 volte, poi la Techfind che lancia in contropiede Mura, sul possibile ribaltamento ci sarebbe Laccorte, Pertile per Bungaitè, un tiro difficile anche se all'apparenza non sembrerebbe così, ma da quella posizione non è facile calibrare una forza del tiro. Ultimo minuto del secondo quarto, Giuseppone può tirare anche da fuori, qui però tira male sul secondo ferro. 45 secondi, non c'è un attimo di sosta. Mataloni ora si prende il blocco di Pertile, osserva e studia il pick and roll dall'angolo, se la sente ancora Laccorte, stavolta un missile raccolto
da Giuseppone, 30 secondi. Tentativo di scarico di Zolfanelli che termina sui piedi di Laccorte, era destinato in angolo a Lussu. Ferrazzoli ora redarguisce un po' la sua squadra, qualche scelta offensiva un po' troppo frenetica. Il pallone lungo la linea di fondo per Lussu, vuole servire Brunetti, subito il raddoppio, subito il passaggio di riapertura. Qui una gran cosa di Brunetti perché il pallone era andato fuori coi tempi giusti, era in ritmo, Boneva non ne ha approfittato. Ci sono allora 6 secondi, vediamo come li sfrutta la Techfind. Mataloni fuori, Laccorte mette il pallone per terra, deve tirare ora la finta per mandare a vuoto Zolfanelli, ma nel frattempo il cronometro si era esaurito. Termina un primo tempo davvero molto tirato. Davanti c'è la Techfind San Salvatore sul 33-29, ma l'inerzia della partita ha cambiato padrone tante volte nel corso di questo primo tempo e siamo certi continuerà a cambiare padrone anche nel secondo. Noi ci fermiamo, torneremo ovviamente per raccontarvi il secondo tempo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo al Pala Restivo per il derby della 14ª giornata. Vantaggio Techfind dopo i primi 20 minuti sul +4, 33-29 il punteggio. Subito un paio di dati statistici interessanti relativi al primo tempo, con le due squadre che hanno tirato con percentuali assolutamente identiche dal campo, 32,4% per entrambe, 12 su 37 sia per la Virtus che per la Techfind, che intanto cerca il primo canestro del secondo tempo. Viene segnalato un fallo ai danni di Pellegrini Bettoli, se non abbiamo visto male. Altri dati con la Virtus che non ha segnato da 3 nel primo tempo, 0 su 4, 3 su 10 invece per la Techfind. Superiorità a rimbalzo per la squadra di casa che vedete continua a difendere a zona anche nel secondo tempo. 29-22 appunto la lotta sotto i tabelloni. Qui c'è anche il 30° rimbalzo conquistato da Giada Podda. Le migliori realizzatrici di questa partita sono per la Virtus Iva Giorgeva con 8 punti, sono 8 con 9 rimbalzi invece per Federica Brunetti, già in odore di doppia. Dall'altra parte 9 con 2 rimbalzi per Delia Gagliano. La migliore probabilmente a livello di rendimento è stata proprio Margherita Mataloni, che si è presa anche questo tiro da 3 punti, lo ha sbagliato, 9 punti con 2 assist per lei in 15 minuti di impiego, 11 di valutazione per Mataloni. Ha accorciato di 2 punti la Virtus sul 33-21, zona contro zona in questa fase del match. Circolazione sul perimetro per la Virtus, mette il pallone per terra Zolfanelli, Pellegrini Bettoli ragiona il movimento anche di Brunetti, il blocco Zolfanelli col braccio esterno per creare separazione, fa tutto benissimo, arriva il canestro della parità a 33, 4 punti in fila per la Virtus a ricucire lo svantaggio entrando nel terzo quarto. Tibè per Pertile, osserva il piazzamento delle compagne, sale Tibè per bloccare, si cerca di creare un vantaggio non semplice fin qui, buone le uscite della Virtus. Pertile prova a ribaltare, c'è una sporcatura sulla linea di passaggio, irrompe Tibè, va dentro molto forte, si prende il fallo che la manderà in lunetta con 2 tiri liberi. Contributo di sostanza in questa annata per Angelica Tibè con 5 punti e 6 rimbalzi di media, 53% ai tiri liberi. Sbaglia il primo Tibè, mentre va dentro il secondo, restituisce il vantaggio alla Techfind sul 34-33. Pellegrini Bettoli, c'è Georgieva, si sbraccia Podda che poi taglia verso canestro, non seguite inizialmente ma le compagne non le affidano il pallone. Pellegrini Bettoli contro Mataloni, va verso sinistra, palleggio, arresto e tiro morbidissimo, gran canestro qui per il capitano della Virtus. Più un'ora per la Virtus, 35-34. Mataloni dal palleggio, Pandori, arriva ora Zolfanelli in angolo, Pertile dentro per Gagliano, la pressione di Brunetti, ancora Gagliano cerca spazio per il tiro, va fuori da Mataloni, ribalta per Pandori, 4 secondi, deve tirare Mataloni sull'uscita forte di Giorgeva, errore Podda
e poi il contropiede della Virtus, il pallone sotto per Georgieva, un errore da matita blu questo per la bulgara classe 96. C'è Mataloni, tiene il palleggio vivo, Mataloni dentro, poi Pertile appoggia al vetro, il controsorpasso San Salvatore sul 36-35. Partita che continua ancora sui binari dell'equilibrio, non abbiamo mai avuto delle fratture importanti. Zolfanelli sta per tornare, Ghilavogui per la Virtus, Podda, Pellegrini Bettoli, sporca qui Pertile, mette il pallone oltre la linea laterale, indicazioni di Marcello Ibba, esce Podda, dentro Ghilavogui, pallone consegnato ora per la rimessa a Iva Georgieva, dentro per Brunetti, qualche difficoltà nel controllo del pallone per la Virtus qui, e infatti arriva anche la palla persa. Rimessa dal fondo per la Tecfa in 6 minuti e 45 secondi per la conclusione del terzo quarto. Probabilmente torna uomo la Virtus su questo possesso difensivo, sono arrivate delle indicazioni da parte di Iris Ferrazzoli. C'è ancora da attendere prima della ripresa del gioco, perché è umido e allora non è il caso di rischiare. Andiamo a vedere le altre partite allora di questa giornata di campionato, con Campobasso Nico Basket che si giocherà il 28 dicembre, così come San Giovanni Valdarno contro Faenza e Livorno contro Viterbo, sfida tra neopromosse. C'è la sfida tra Cuscagliari e La Spezia e ci sono anche Civitanova Marche contro Umbertide e Ariano Irpino contro High School Basket Lab, tutte in questa giornata 18 dicembre 2019. Prossimo turno che arriverà già sabato, dunque tour de force per questo girone del campionato, proprio prima della pausa del campionato. San Salvatore in casa sabato alle 15:45 contro Ariano Irpino, l'appuntamento è già anche per gli spettatori di Directa Sport, stavolta in diretta, dunque ci saremo dal Palavienna, e poi Virtus che sarà alle prese con la difficilissima trasferta in casa di Umbertide. Questo è il quadro degli appuntamenti. Campobasso che ovviamente in vetta al campionato con 18 punti, seguono Faenza, La Spezia e Cuscagliari con 16, Umbertide 14, San Giovanni Valdarno e Ariano Irpino con 12, Nico Basket 10, San Salvatore e Civitanova 8, Virtus 6, Livorno e Viterbo 4. Chiude l'High School Basket Lab senza punti all'attivo. Dopo la lunga interruzione si può ripartire. Pertile, spalle a canestro, tiene il contatto con Georgieva, ognuna ovviamente prova a sfruttare le sue peculiarità, le proprie caratteristiche, mentre Georgieva porta Pertile lontano da canestro, la attacca mettendo subito il pallone per terra. Pertile invece prova a sfruttare i suoi centimetri e lavora spalle a canestro. San Salvatore che è rimasto a zona, intanto Georgieva per Ghilavogui, poi Zolfanelli in angolo, fa circolare Pellegrini Bettoli, ancora Zolfanelli, prova a bucare centralmente, riapre bene fuori Pellegrini Bettoli, tripla presa con ritmo ma sbagliata, Zolfanelli a rimbalzo, canestro con fallo di Mataloni che chiede che fallo è, ma è inflessibile Mura, primo arbitro di questa partita, e dunque Virtus avanti sul 37-36. Indicazioni per Brunetti. Attendiamo l'esecuzione di Federica Brunetti, chiedo scusa, di Martina Zolfanelli, mentre Brunetti è andata per saltare sul tiro libero, canestro che vale il +2 Virtus. E ancora zona per Ferrazzoli, Mataloni, Gagliano mette il pallone per terra, evita Brunetti, fa tutto benissimo, l'appoggio è troppo forte verso il tabellone, tiro che esce, il palleggio di Zolfanelli, rischio palla persa, Brunetti ha la visuale apertissima verso il canestro, un gioco da ragazzi per lei, arriva il canestro nel +4 Virtus sul 40-36, vediamo se si riprende l'inerzia, la formazione padrona di casa che si dimentica sotto canestro Tibè, un regalo però, perché
sbaglia un rigore a porta vuota praticamente Angelica Tibè. C'è comunque l'extra possesso per il San Salvatore. Mataloni dal palleggio sulla pressione di Zolfanelli, l'end off per Pertile, 2 secondi, Pertile step back, deve tirare una preghiera di dei del basket che rifiutano gentilmente, poi Gagliano arriva oltre tempo massimo. Applausi per questa difesa della Virtus che ancora con la zona crea dei problemi dentro. Ancora Lussu, fuori Pellegrini Bettoli, anche lei in assetto da derby con la faccia cattiva in questo pomeriggio. Zolfanelli, Lussu attaccata da Pandori, Brunetti per Zolfanelli, tripla non contestata, errore anche questo per la difesa del San Salvatore che ora si stacca per la prima volta sul -7, 43-36, momento cruciale della partita. Vediamo come reagisce sul primo possesso dopo questa brutta botta subita. La Techfind chiede il pallone, Pandori ancora costretto quasi allo scadere dei 24. C'è l'ingenuità di Georgieva che spende il fallo proprio quando la difesa stava avendo ragione. Vediamo un po' il conto dei falli di Georgieva. Primo per lei, Pertile con 2 liberi che possono permettere almeno al San Salvatore di respirare un po'. Giovanna Pertile con un momento non semplice dal punto di vista delle percentuali nella sua stagione. Vediamo il quadro dettagliato: 13 punti, 34 minuti di impiego con 4 rimbalzi, 58% ai liberi, secondo è sbagliato, si resta sul 43-36 dopo la tripla di Zolfanelli a creare questa separazione tra le due squadre. Georgieva è andata per il tiro in reversa, ha chiesto un contatto, situazione un po' sospetta, la rimessa sarà per il San Salvatore. Restivo sceglie di non chiamare il time out e manda però in campo il suo capitano Cinzia Arioli, anche perché c'è qualche passaggio a vuoto difensivo. Fuori Pertile che può rifiatare, Pertile con fin qui 7 punti in partita, 3 su 11 al tiro, 27% complessivo. Stavolta sale anche l'intensità delle indicazioni di Ferrazzoli, in piedi sia Restivo che Ibba. Dall'altra parte si gioca anche a scacchi questo derby con continui cambi di difesa. Tibè con il consegnato per Arioli, palleggia davanti a Lussu, non è mai una grande idea. Recupero Virtus sulle ali ancora di Anna Lussu, intensità difensiva clamorosa ora per la squadra di Iris Ferrazzoli, e anche questo se l'aspettava comunque il San Salvatore, che è chiamato a scavallare questo momento tostissimo della partita. Qui rischio di palla persa per Brunetti che poi addomestica il pallone, long two per Lussu con errore. Ghilavogui però a garantire l'ennesimo secondo possesso per la Virtus. Zolfanelli, Ghilavogui, le sue finte, poi Georgieva attacca subito verso destra dopo il blocco di Ghilavogui, il tiro è molto corto. Arioli dall'altra parte, ancora il palleggio vivo di Arioli, lascia nelle mani di Pandori, si butta dentro, il tiro con controllo del corpo davvero precario per Pandori, e questi errori vengono pagati a caro prezzo con la transizione offerta. Questo è il canestro che porta la Virtus alle soglie della doppia cifra di vantaggio sul +9, 45-36. Ancora zona, Tibè fuori, Mataloni in angolo, Pandori attacca il close out di Georgieva. Qui c'è il fischio per segnalare un fallo in attacco da parte di Angelica Tibè, il quarto. Piove sul bagnato in casa San Salvatore e ora è inevitabile il time out da parte di Antonello Restivo. Riprende il gioco al Palarestivo, rimessa Virtus, Zolfanelli a gestire questo vantaggio ora rassicurante, +9, 45-36. Vediamo come reagisce il San Salvatore dopo il time out di Restivo. Lussu si butta dentro, scivola bene qui Arioli, si torna fuori da Ghilavogui, prova a sfondare lungo la linea di fondo, in ritardo Bungaite, il fallo e impatto relativo di Bungaite in questo derby. San Salvatore avrebbe tanto bisogno di lei. 2 liberi per Ghilavogui che invece di impatto ne ha avuto, e come dal momento del suo ingresso in campo può portare
ora in doppia cifra di vantaggio la Virtus. Vediamo se lo fa la giocatrice ex Savona dentro il primo e si arriva al 46-36, più 10, massima frattura fin qui nella partita tra le due squadre. Ghilavogui per ritoccare ancora il massimo vantaggio, che diventa ora di più 11 sul 47-36, consegnato per Mataloni. Gagliano a bloccare, Mataloni va verso sinistra, poi mette la retromarcia, serve la Corte, nuovo ingresso in campo per la Virtus, il cambio difensivo, il movimento puntuale di Georgieva a sporcare la linea di passaggio, andava a coprire proprio nella zona di Bungaite. C'è la rimessa dal fondo, 6 secondi per trovare un tiro in casa Techfind. Cambio in regia, ancora fuori Mataloni, dentro Pinna, scelta interessante questa di Restivo, che toglie una giocatrice forse migliore nel primo tempo nel San Salvatore per rimettere l'energia, la verve, la voglia di correre di Pinna. Qui Arioli si arresta dalla media, Lussu va troppo sulle braccia dell'avversaria, c'è il fallo, ci sono due liberi per Arioli che può provare a sbloccarsi. Tra le protagoniste che stiamo attendendo nel gran finale di questo derby c'è anche Cinzia Arioli, che prima dell'infortunio stava giocando e forse era in tutto e per tutto l'MVP del campionato di Serie A2. Poi a lunga pausa sta comunque viaggiando con media attorno a 14 punti. Arioli segna il secondo e porta la sua squadra sul meno 10, 2:25 per la chiusura del terzo quarto. Georgieva per la Virtus. Ghilavogui, movimento a girarsi fronte a canestro, persa sulla finta da Bungaite, che comunque si salva stavolta, ma è più reattiva Ghilavogui. La Corte, Arioli può prendere questo tiro da 3 cruciale per girare il momento della partita per il San Salvatore, non la mette Arioli. Allora Zolfanelli riceve il consegnato da Brunetti, chiamata testa per Lussu. A 1:53 dal termine del terzo quarto, Ghilavogui, il taglio dentro di Zolfanelli, quindi Georgieva attacca forte il canestro, la Corte cerca il pallone, lo sporca, Georgieva ci riprova, sbaglia, troneggia a rimbalzo Brunetti. Ancora secondo possesso Virtus, Georgieva si butta dentro, va fino in fondo Iva Georgieva, se messa in queste condizioni può essere devastante. Più 12, ancora massimo vantaggio Virtus, 49-37, siamo entrati negli ultimi 90 secondi nel terzo quarto. Gagliano, Arioli, sta per tornare anche Giuseppone. Pinna in angolo dalla Corte, il tiro dentro di Michela Laccorte, che mantiene la calma, mantiene la freddezza in un momento di massima pressione per il San Salvatore. Zolfanelli dall'altra parte, 1 minuto e spiccioli. Ghilavogui dentro subito da Brunetti, che è accoppiata con Gagliano, non va in 1 contro 1, attacca il close out Zolfanelli con esperienza, anche se pure lei è giovane, si prende il fallo di Pinna. Fuori Ghilavogui, che merita gli applausi del pubblico del Pala Restivo per quanto fatto vedere questo pomeriggio. Torna Maria Giuseppone. Non ci sono cambi in vista invece per il momento in casa Techfind. 57 secondi, Georgieva sulla rimessa per la Virtus. Il movimento a smarcarsi di Zolfanelli, subito a cercare anche il pallone Pinna. Georgieva ora presa in consegna dalla Corte, il blocco ad aprire lo spazio per la penetrazione di Georgieva, che in una frazione di secondo è già sotto canestro. Sta diventando illegale Iva Georgieva. 51-39, la Corte in gomito, Gagliano cerca lo spazio per l'1 contro 1, Giuseppone difende bene, arriva anche il raddoppio di Lussu, linea di fondo, Arioli, il reverse, la stoppata clamorosa di Brunetti e poi Georgieva, il contropiede chiuso da Zolfanelli. Tripudio Virtus al Pala Restivo. Il San Salvatore che dà la sensazione qui di essere alle corde, ma la partita è ancora lunga. Pinna dal palleggio, 8 secondi. Bungaite il consegnato, Pinna, Gagliano guarda il canestro, c'è un incidente lontano dalla palla, Arioli era terminata per terra, il fallo probabilmente di Lussu e allora può ragionare 3 secondi, nel San Salvatore può ragionare mica più di tanto, però insomma c'è lo spazio per prendere un tiro di qualità, anzi ci sono, chiedo scusa, liberi, perché era il quinto fallo di squadra e dunque liberi per Arioli.
È volata sul più 14 la Virtus. Cerca di assorbire il momento negativo del San Salvatore, ma la situazione è molto complicata. 53-40 e diventa 53-41. I 3 secondi ovviamente sono per la Virtus. Brunetti per Georgieva, la sua preghiera, non trova neanche il tabellone. Termina il terzo quarto, Virtus padrona della partita ora sul più 12, 53-41. Con un 24-8 di parziale nel terzo quarto la Virtus sta cercando di far suo il derby della 14ª giornata. Il San Salvatore che deve cercare a questo punto una rimonta disperata. Qui molto bene Pinna, impedisce l'end-off per Zolfanelli, ancora a sporcare le ricezioni la squadra di Restivo con difesa molto aggressiva. Forse passi qui per Giuseppone tollerati dagli arbitri. Brunetti ha recuperato una marea di rimbalzi, sbaglia Tepao di Giuseppone nelle mani di Pinna, e poi Arioli ha cambiato faccia, la squadra giallo-nera. Arioli viene scippata qui da Lussu con un recupero clamoroso, lancia anche il contropiede Anna Lussu, poi attende le compagne. Zolfanelli dentro, sporca da dietro anche Arioli che si lancia dall'altra parte, non ci sta Cinzia. Arioli appoggia con la mano sinistra il canestro del -10. La tavola sembra apparecchiata per un ultimo quarto davvero molto interessante, perché il San Salvatore non ci sta. La Virtus però con un terzo quarto favoloso si è avvicinata alla vittoria del derby. Qui Giuseppone tira un po' scarica, sostiene di aver ricevuto anche una spinta. Arioli da dietro, torna Lussu, ancora recupero da tutte le parti davvero Anna Lussu, poi la Corte che chiude sul tentativo in contropiede di Georgieva. L'ultimo tocco è stato il suo, dunque rimessa per le padrone di casa. Torna Ghilavogui, abbiamo detto del suo impatto, 8 punti, 5 rimbalzi dopo il terzo quarto per Jeannette Ghilavogui, che ha addirittura un 23 di valutazione per Federica Brunetti con 12 punti e 15 rimbalzi. Ennesima prova da consegnare agli annali e che vuole però coronare con la vittoria. I punti restano 12 perché qui sbaglia con la mano mancina Brunetti. Zolfanelli da 3 punti, questo fa malissimo al San Salvatore che ha provato a entrare nell'ultimo quarto con maggiore aggressività e ora si trova nuovamente sotto di 13 punti sul 56-43. Gagliano sbaglia, Bungaite con un rimbalzo d'attacco, il primo della sua partita, ne ha tanto bisogno la sua squadra. Bungaite che ottiene poi sugli sviluppi la rimessa dal fondo. Se ne sono andati quasi 2 minuti dell'ultimo quarto e la Virtus è sempre in controllo sul più 13. Zolfanelli ha ricacciato indietro subito la squadra selargina. Arioli sul punto di esecuzione della rimessa. Virtus che ha vinto sabato scorso, mentre il San Salvatore non trova il successo ormai da quasi un mese. Anche in questo caso si trattava di una partita interna contro l'High School Basket Lab. Eravamo alla fine di novembre. Con 4 falli a carico comunque torna Angelica Tibè. Esce Delia Gagliano per il San Salvatore. 8 minuti 2 secondi da giocare, 14 secondi per il tiro nel San Salvatore Selargius. E si riparte con la rimessa appunto di Arioli. Pinna che riceve, schierata in questa fase cruciale della partita. Bel movimento sul perno di Arioli, anche lei a chiedere un fallo che non arriva. Transizione Virtus con Georgieva. Pinna in missione speciale, si stampa però sul blocco di Brunetti. Dentro Georgieva, qui sbaglia Georgieva che si incaponisce nella soluzione personale. Dentro anche Mura, va su senza la necessaria convinzione. Qui Mura, il pallone ricacciato indietro, c'è comunque la rimessa dal fondo, 19 secondi, Mura sul pallone, 7:35. Vedete, fa vento anche a bordo campo per la Virtus, quasi come se fosse in campo, insomma, dal punto di vista dell'intensità, del linguaggio del corpo, in piedi.
da inizio partita a incoraggiare le compagne. Chiamata a 3 nell'attacco della Virtus con Lussu per Brunetti, ancora Lussu, guarda il canestro, chiede i passi e non ha probabilmente tutti i torti. Qui Restivo, Pinna, anche lei con un intervento un po' al limite su Zolfanelli. Qui in un caso e nell'altro lasciano giocare gli arbitri. Rimessa sempre per le padrone di casa con Anna Lussu, 7 minuti 5 secondi da giocare, più 11 per la Virtus Surgical Cagliari, 56-45. L'umidità rende il parquet scivoloso, allora c'è bisogno di tanti interventi, di tante interruzioni. Georgieva tra le migliori di questa partita, 12 punti con 17 tiri, però le percentuali non sono altissime per lei, ma il contributo è innegabile. Ci sono anche 4 rimbalzi nella sua partita e un assist. Altro tiro di Georgieva, altro errore. Qui Arioli si guarda alle spalle perché non vuole che arrivi un'altra volta Lussu a soffiarle il pallone. Deviato qui, rimessa dal fondo per il San Salvatore. 6,53. Stringe i denti la Virtus che mantiene il vantaggio in doppia cifra. Rimessa per Arioli, l'uscita dal blocco di Pinna, guarda il canestro, Denise Pinna, poi il palleggio insistito, si butta dentro, trova Bungaite, il semigancio di Bungaite, non una brutta idea ma calibra male la conclusione. Qui la lituana sta per tornare fertile dopo una lunga pausa in panchina. Zolfanelli, Brunetti, qualche problema nel controllare il pallone. Tibella attacca subito Zolfanelli, dentro per Ghilavogui, l'asse ex Savona funziona alla grande qui. Più 13 ripristinato dalla Virtus sul 58-45. Pinna per Mura, mette il pallone per terra anche lei, la finta di passaggio di Arioli, il blocco di Bungaite per il pick and roll dalla media. Arioli corto, qui mancano un po' anche le gambe ed è normale. Lussu imprendibile a velocità supersonica, recapita i punti del più 15, massimo vantaggio che arriva in contropiede ancora per la Virtus Cagliari. 60-45, chiusa in un angolo qui il San Salvatore, ennesima persa. Il cambio tra l'altro diventerà doppio perché ci sarà anche Gagliano. Lussu stavolta vuole dettare i tempi del gioco con calma, le mani addosso di Pinna. Zolfanelli accoppiata con Arioli, 5,5. Zolfanelli dalla media, lungo il rimbalzo portato giù da Jeannette Ghilavogui. Brunetti non contestato, qui sbaglia un tiro che solitamente mette senza problemi. Arioli dal palleggio per il San Salvatore che non ha trovato ancora la reazione che cercava. Dall'altra parte invece entrerà intanto Laura Pellegrini Bettoli, in gomito c'è Tibè. Pinna, la tripla di Arioli, corta, Tibè lotta a rimbalzo. Brunetti fa notare agli arbitri anche una leggera spinta. Bungaite pure lei sale senza la convinzione, la forza anche nella parte alta del corpo che si conviene a una lunga della sua stazza. Dentro Pertile, dentro come detto Gagliano, fuori Arioli e fuori Bungaite. Abbastanza stizzita. Arioli sta provando a giocare a un livello che il suo corpo però ancora non le consente. Questa è la situazione di convalescenza, allora deve trovare altre protagoniste. Restivo qui, gran partenza di Tibè, resta totalmente sui blocchi. Brunetti che sostanzialmente non difende in questo caso, allora meno 13 San Salvatore, la montagna da scalare ancora ripidissima. Pellegrini Bettoli per Georgieva, la penetrazione è rapidissima verso destra, fuori Brunetti, salta Gagliano sulla finta, Brunetti mette il pallone per terra, la finta, il tiro cadendo all'indietro difficilissimo. Zolfanelli ributta dentro, per poco non ci arriva Ghilavogui che strappa via il pallone e segna con il fallo. Questo è l'emblema del derby di questa sera, la voglia di strappare il pallone di Jeannette Ghilavogui. Canestro con fallo, è giocata che può segnare probabilmente con largo anticipo la parola fine su questa partita. Time out ancora per coach Restivo.
Il derby sembra nelle mani della Virtus, il San Salvatore ha 4 minuti e 21 a disposizione per provare a invertire la tendenza, ma qui si perde subito un rimbalzo difensivo, allora è davvero dura. Zolfanelli per un istante trattenuto addirittura per la maglia, Ghilavogui contro Mura, scivola ancora e c'è l'ennesimo problema in quella zona del campo, stavolta ha rischiato Jeannette Ghilavogui. Per fortuna gli dei del basket oggi non hanno voluto che qualcuna di queste giocatrici si facesse del male, ma si è rischiato abbastanza. Sta per arrivare un altro cambio in casa Virtus, Boneva per Ghilavogui. Non salterà all'occhio più di tanto dal punto di vista dei punti realizzati, del tabellino in generale, ma va avere stata una prova di gran sostanza. Ghilavogui che a questo punto si esalta nei derby, e invece vediamo un po' l'aggiornamento statistico, sono molto buoni anche i suoi numeri, sono 12 punti, 8 i rimbalzi con il 57% dal campo, insomma prestazione da incorniciare per una giocatrice nativa di Teramo. 4 minuti e 6 secondi per la Techfind. Francesca Mura dal palleggio, quindi Delia Gagliano si apre per ricevere Pertile, attacca Pellegrini Bettoli, crea separazione, il tiro è corto per Pertile, lotta forte a rimbalzo Tibè che si porta però il pallone oltre la linea di fondo campo, e la rimessa sarà per la Virtus Cagliari. Georgieva per Pellegrini Bettoli, poi nuovamente Iva Georgieva. Ovviamente la Virtus non ha interesse a rafforzare i ritmi della partita, che è ben incanalata sul più 15 a 3 minuti e mezzo dal termine, consegnato di Boneva per Zolfanelli, anche lei a creare separazione, a differenza di Pertile riesce a mettere pure il tiro ed è quello del 64 a 47 più 17, e il derby ormai sembra soltanto affare della Virtus. Sbaglia anche Mura, il canestro ormai un miraggio per la Techfind, che ha realizzato 8 punti nel terzo quarto, 6 finora nell'ultimo, quando mancano 3 minuti e poco più. Boneva tiene il pallone fermo forse un po' troppo a lungo, c'è Pellegrini Bettoli sul blocco di Giuseppone, arresto e tiro dalla media, errore Mataloni dall'altra parte con le ultime flebili speranze della Techfind, ennesimo errore per il San Salvatore. Vi avevamo parlato di percentuali identiche al termine del primo tempo, ma poi sono calate in maniera mostruosa quelle nel San Salvatore, che ha avuto un 17 su 61 complessivo, 27%, dato abbastanza sconfortante. 10% in più per la Virtus, che in generale comunque, come vi abbiamo detto in occasione del canestro con fallo di Ghilavogui, è stato più intenso, ci ha messo più energia, più voglia, più determinazione. 2:20, Mura per Pertile in punta, subito il blocco di Gagliano, Pertile si butta dentro, la difesa è forte ancora, Pertile sfonda il muro difensivo, trova 2 punti appoggiati al ferro che valgono il meno 15 sul 64 a 49. 2 minuti Virtus che può limitarsi ad amministrare, consegnato per Zolfanelli, si sposta Giuseppone, mette il pallone per terra contro Tibè, fuori da Brunetti, il tiro cortissimo di Federica Brunetti. Torna Ghilavogui, intanto non è finita qui la sua partita, c'è ancora dello spazio per lei a disposizione. 1:49 al termine, time out stavolta per coach Iris Ferrazzoli. (14 punti in 18 minuti per il San Salvatore, che ormai si sta rassegnando alla sconfitta nel derby, difesa da applausi per la Virtus, che va infatti a recuperare un altro pallone. Segnalati 5 recuperi dalle statistiche dopo la fine del terzo quarto, vedremo quanti saranno alla fine. A prescindere, la difesa della Virtus ha fatto la differenza ed era del resto il tema principale, insomma, di questo derby. Georgieva va a sinistra, resta sui blocchi Mura,
tutto facile per Iva Georgieva fino al capolinea. Mura non può contenerla in quella situazione, non almeno a questo punto, quando è ancora in fase di recupero dopo l'infortunio e probabilmente non si fida ancora tanto del suo ginocchio. Linea di fondo per Galliano, fuori da Tibè. Mura può tirare anche da lì, Mura cortissimo, poi Tibè che sta cercando di sbattersi davvero, ma è stata una partita fin da subito condizionata dai falli per le 3, quando forse non eravamo neanche a metà del primo quarto. Ultimo minuto di partita, sarà una lunga marcia di avvicinamento trionfale verso la quarta vittoria in campionato per la Virtus Cagliari, la seconda consecutiva. Sta maturando una sconfitta su cui riflettere tantissimo per il San Salvatore, sconfitta che nessuno voleva in casa giallonera, sconfitta che fa male per tanti motivi. Georgieva mantiene il palleggio vivo, 40 secondi, Zolfanelli in punta per la staffa, qui sbaglia Gagliano con rimbalzo, Mataloni ovviamente si gioca fino alla fine perché è un derby e perché nessuno ci sta a lasciare lì neanche un possesso, ma arrivano 2 errori in fila. Partita stregata, Pertile fuori da Mataloni che ci riprova, questo va dentro, ma ormai i buoi sono scappati dalla stalla e anche da un pezzo. 19 secondi, 66-52. Non si ferma Georgieva, 13 secondi, vorrebbe fermarsi Georgieva, le chiede di attaccare, Ferrazzoli, arriva addirittura alla rubata da parte di Mura, ma ormai è finita la partita. Tibè per Mataloni, finisce qui, quarta vittoria in campionato per la Virtus, la più pregiata assieme al derby della prima giornata contro il CUS, ed è squadra da derby, infallibile in queste circostanze. 2-2 la squadra di Iris Ferrazzoli raggiunge in classifica proprio il San Salvatore, lo fa vincendo con pieno merito questa partita sul più 14, 66-52 il finale. Il San Salvatore che ha avuto meno dal punto di vista dell'energia, dell'intensità e che è stato tradito dal suo attacco. Sono 19 punti in 2 quarti dopo che ne erano stati realizzati 33 invece nei primi 2. Ci sarà, come detto, di cui riflettere. Questo invece è il saluto di fine partita delle giocatrici della Virtus al proprio pubblico, ai propri sostenitori. Virtus che sarà impegnato sul campo di Umbertide, il San Salvatore proverà a rifarsi in casa, ma l'avversario è tosto. Ariano Irpino, sabato prossimo noi di Directa Sport ci saremo in diretta. Io ringrazio Enrico Costa per le immagini e per la collaborazione tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento sempre su Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.